È stato arrestato a Legnago, nel Veronese, il quarantenne di origine siciliana ritenuto responsabile della feroce aggressione avvenuta ieri mattina al cimitero di Saletto, nel comune di Borgo Veneto. L'uomo è accusato di rapina pluriaggravata. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre colpiva e derubava del portafoglio un pensionato di 76 anni, in pieno giorno. La vittima, residente poco distante dal Camposanto, era andata come di consueto a far visita ai propri cari, quando l'aggressore, armato di lama, al momento non è chiaro se una forbice o un coltello, lo ha minacciato per farsi consegnare il portafoglio. Ne è nata una colluttazione durante la quale l'anziano è stato ferito poco sotto al mento, prima di essere colpito alla testa e lasciato a terra sanguinante. Nonostante le ferite, la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi ed è ora ricoverata all'ospedale di Schiavonia. Le sue condizioni sono stabili, ma resta in osservazione per un trauma cranico. Il malvivente, invece, nel giro di poche ore è stato rintracciato e portato in carcere su disposizione della Procura di Rovigo.